Ben ritrovati con il consueto spazio dedicato all'ULSS 2, lo avevo anticipato prima della pubblicità, si parlerà di stato cognitivo e funzionale, peculiarità e proposte per migliorare la salute dei nostri anziani nella Marca trevigiana. Saluto le mie ospiti, buongiorno alla dottoressa Stefania Volpato, direttore dell'unità operativa complessa di geriatria dell'ospedale di Conegliano. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. E buongiorno alla dottoressa Barbara Barbato, direttore dell'unità operativa complessa della geriatria dell'ospedale di Montebelluna. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a lei, grazie. E poi nella seconda parte avremo il dottor Andrea Rossi, direttore dell'unità operativa complessa della geriatria dell'ospedale Cafoncello di Treviso. 0422 16 28 332 il numero per intervenire in diretta, naturalmente sul tema che affrontiamo oggi, per fare delle domande alle nostre ospiti. Inquadriamo subito il tema con qualche numero che fotografa sempre molto bene la situazione. La popolazione anziana nella regione Veneto, ma come nel resto d'Italia lo sappiamo, è in costante aumento. In Veneto gli ultra 65 anni sono circa 1.155.000, i bambini tra gli 0 e i 14 anni 610.000, con un indice, il cosiddetto indice di vecchiaia, 189, il rapporto è 189 anziani ogni 100 bambini. Se facciamo un salto nel passato, agli anni 80, l'indice di vecchiaia era di 62 anziani ogni 100 bambini. Nel giro di 20 anni ha raggiunto i 136 anziani per 100 bambini, fino ad arrivare all'attuale valore di 189. E questo è l'effetto di due fattori: da un lato l'aumento delle speranze di vita e dall'altra, lo sappiamo, una crescente denatalità. In linea con i dati regionali, nella nostra provincia la popolazione over 65 è aumentata progressivamente nel corso degli anni, con alcune differenze naturalmente tra i vari distretti. Alla luce di tutto questo parliamo dunque di quelle che sono le prospettive di vita e quindi anche come si interviene dal punto di vista sanitario per lo stato cognitivo funzionale degli anziani al giorno d'oggi, e partiamo subito inquadrando un aspetto, dottoressa Volpato, che è quello della demenza. Quando parliamo di demenza, forse a volte anche semplificando, banalizzando, che cosa invece realmente si intende? Certo, la demenza è una sindrome clinica che è caratterizzata proprio dalla compromissione di più aspetti della nostra cognitività, dalla presenza di deficit cognitivi, e non solo sono presenti questi deficit, ma sono di entità tale da andare a compromettere l'autonomia sociale e anche l'autonomia lavorativa, l'autonomia nella vita di tutti i giorni del paziente. Deficit cognitivi, ma non solo, quindi sì, il deficit della memoria, nell'orientamento, nella capacità di giudizio, ma anche deficit di tipo comportamentale. Fa parte del corteo sintomatologico della demenza anche la presenza di disturbi quali l'ansia, la depressione, talora l'agitazione, il ritiro sociale, la tendenza a non voler uscire di casa, non voler intraprendere nuove iniziative. La demenza è, sappiamo, una condizione che sta aumentando, che è aumentata nel corso degli ultimi anni. Si stima addirittura, sta aumentando nella popolazione anziana in particolare. Si stima che nel mondo circa 50 milioni di persone siano affette da demenza. Il dato forse un po' più eclatante è che nel mondo ogni 3 secondi una persona sviluppa demenza. Questo non lo dico io, lo dice il World Alzheimer Report del 2021, ma è solamente per dare un'idea, ecco, delle dimensioni del problema. La demenza riconosce molte cause, sappiamo che non c'è un'unica causa di demenza, quindi sì, ci sono diversi sintomi, c'è una notevole variabilità interindividuale. La condizione che più frequentemente è in grado di determinare la comparsa di una demenza è sicuramente la malattia di Alzheimer. Ecco, quindi la causa principale è la malattia di Alzheimer. Spesso noi le abbiniamo, quando si parla di demenza parliamo anche di Alzheimer. Mi viene da chiedere se ci sono anche altre forme di demenza o se solamente parlando di Alzheimer si può parlare di demenza. No, certo, c'è una vera e propria classificazione delle demenze, si distinguono proprio delle demenze di tipo degenerativo, primarie, e di queste sicuramente la principale è la malattia di Alzheimer, e poi esistono tutta una serie di forme secondarie
diciamo che sono maggiormente passibili anche di un intervento, di una correzione laddove identificate, laddove è possibile, però le cause sono molte e sono molteplici. Diciamo che l'Alzheimer giustifica il 60% circa di tutte le cause di demenza, e quindi una percentuale molto alta. Un altro aspetto da sottolineare, che molto spesso che è fondamentale da dire: invecchiare non vuol dire necessariamente sviluppare demenza. Quindi forse demenza senile da sola non è un termine corretto, cioè sicuramente con l'invecchiamento si verifica una riduzione delle performance cognitive, una minore capacità di acquisire nuove informazioni, un rallentamento dei processi in senso lato, ma l'invecchiare non necessariamente porta allo sviluppo della demenza. La demenza è una condizione patologica. Per quello che dicevo prima, spesso si banalizza noi, Certo. il cittadino banalizza chi non è addetto ai lavori quando parla di demenza. Lei prima ha inquadrato un po' la sintomatologia generale, ma quali sono veramente i primi sintomi della demenza? Sì, parlando appunto di malattie di Alzheimer, sappiamo che l'esordio generalmente è un esordio molto graduale, quasi subdolo si potrebbe dire, comunque sicuramente lento, graduale, la persona inizia a dimenticare dove pone gli oggetti, a dimenticare gli appuntamenti, a dimenticare la data, in che giorno siamo, che giorno è oggi, l'anno. Qualche volta si perde in ambienti poco conosciuti, quindi inizia tutto un corteo sintomatologico che poi, con un'estrema variabilità da persona a persona, esiste una soggettività nella modalità di esordio della patologia e anche nella modalità di progressione della patologia stessa, quindi con un'estrema variabilità porta un po' alla volta la persona a perdere, a sviluppare una compromissione delle proprie abilità cognitive, poi via via anche funzionali. Certo, è importante sottolineare il fatto che l'esordio è un esordio di tipo graduale, la progressione è una progressione di tipo graduale, perché ci sono altre condizioni che non vanno confuse con la demenza, come per esempio lo stato confusionale acuto, il delirium, che noi frequentemente vediamo all'interno dei nostri reparti. Delirium, che cosa si intende, dottoressa? Sì, il termine delirium ha un'origine latina, deriva dal latino delira, quindi fuori dal solco, uscire dal solco. È un po' quasi come se la persona uscisse dai propri binari, no? Viene molto spesso equiparato ad un treno che deraglia. È un evento acuto. Abbiamo detto demenza, esordio e progressione graduale. Il delirium è un evento acuto che consegue ad una patologia acuta generalmente. Quindi io, familiare, che sono abituato a vedere il mio anziano, il mio padre, mia madre, il mio caro, insomma, ecco, anziano, con alcuna determinata condizione clinica, condizione cognitiva, lo vedo improvvisamente sviluppare un episodio di, per esempio, agitazione psicomotoria, aggressività, con incapacità a rimanere fermo. E questa è la forma ipercinetica, il delirium ipercinetico. Dall'altro lato può anche capitare che io lo vedo che è molto più rallentato, molto meno reattivo, più sonnolento, la forma ipocinetica. Sono tutte condizioni che si sviluppano in seguito ad una problematica acuta, ad un evento acuto, nuovo, che occorre in quel paziente, che può essere un'infezione, l'ospedalizzazione, l'intervento chirurgico, ma è sicuramente, ecco, quello che va sottolineato, che è un evento nuovo e completamente diverso rispetto alla condizione precedente. Quindi com'è possibile distinguere il delirium dalla demenza? È solo una questione di tempistiche su come si presenta, quindi questo evento improvviso, e aggiungo anche quali sono le cause del delirium. Sì, per distinguere le due condizioni sicuramente è fondamentale il confronto e il colloquio con la famiglia, in particolare il caregiver, quindi chi si prende cura del paziente, che mi saprà dare informazioni relativamente alla modalità di insorgenza dei sintomi, dei disturbi, alla progressione dei sintomi e dei disturbi, quindi sicuramente l'anamnesi, il colloquio, l'anamnesi prossima, ma anche quello che era il profilo cognitivo funzionale antecedente a questo cambiamento, a questo evento nuovo. Quindi sicuramente il confronto con
chi si prende cura tutti i giorni della persona anziana che in questo momento sta sviluppando una condizione nuova non precedentemente nota. E questa è la prima cosa. E per quanto riguarda l'aspetto delle cause del delirium, diciamo che il delirium riconosce una genesi multifattoriale e si sviluppa come effetto, diciamo, dell'interazione che si viene a creare tra quelli che sono i fattori predisponenti, che hanno a che fare appunto con lo stato di salute della persona anziana, e quelli che sono invece i fattori precipitanti o scatenanti, quindi tutti quegli eventi acuti quali possono essere un'infezione, una patologia acuta anche non infettiva, un ricovero ospedaliero, come dicevamo anche prima, che di per sé possono scatenare, slatentizzare questa condizione clinica. Va sottolineato che esiste una relazione di proporzionalità inversa tra fattori predisponenti e dall'altro lato i fattori precipitanti o scatenanti. In che senso? Nel senso che il nostro paziente anziano, che molto spesso è un paziente molto fragile, cognitivamente compromesso, poco autonomo, può andare incontro a delirium anche in seguito ad un piccolo evento, che può essere anche il banale picco febbrile che noi tutti sperimentiamo soprattutto in questo periodo, ma che può essere molto destabilizzante per il nostro paziente. Dall'altro lato l'anziano fit, robusto, valido, autonomo, cognitivamente integro sviluppa delirium solamente a fronte di un intervento chirurgico maggiore piuttosto che un ricovero in terapia intensiva. Quindi tanto più fragile il paziente, tanto minore è il fattore che può scatenare l'evento confusionale acuto, il delirium. Ecco, perché è importante conoscere e parlare del delirium? Cioè, quali possono essere poi le conseguenze per il paziente? Certo, il delirium è un evento che è molto frequente in ambito ospedaliero e quindi come tale può impattare su quella che è la necessità di rimanere più a lungo in ospedale, quindi va a aumentare la durata della degenza ospedaliera, con poi le conseguenze che ci possono essere anche con i conseguenti rischi, per esempio infettivi, ecco, della prolungata degenza ospedaliera. Il delirium ha anche diciamo, un effetto molto destabilizzante anche per gli operatori che si trovano a gestirlo. Ecco, non è semplice da gestire assolutamente, ma soprattutto per la famiglia, per il caregiver, che vedono una condizione completamente diversa rispetto a quella che erano abituati precedentemente a vivere con il proprio caro. Oltre a questo, il delirium è una condizione che può esporre al rischio di sviluppo di demenza nel medio-lungo periodo. Sicuramente, e faccio un piccolo passo indietro, il paziente con demenza ha un maggiore rischio di destabilizzarsi da un punto di vista cognitivo una volta ricoverato per un evento acuto e quindi di andare incontro a delirium. D'altro canto i dati disponibili in letteratura ci dicono che la persona che ha sviluppato un delirium nel medio-lungo periodo ha un rischio maggiore, anche se precedentemente cognitivamente integra, ha un rischio maggiore di sviluppare un decadimento cognitivo. E l'altro aspetto che è molto impattante su quello che è il grado di fragilità della persona anziana è sicuramente il fatto che la persona con un delirium va incontro al rischio di perdere autonomia, quindi di andare incontro a un declino del suo stato funzionale, un peggioramento di quelle che sono le proprie funzioni. Ecco, dottoressa Barbato, la sua collega ha parlato di stato funzionale dell'anziano. Che cosa si intende esattamente? Lo stato funzionale dell'anziano si intende lo stato della funzione fisica della persona legato però a una performance, cioè la capacità del nostro organismo di fare delle funzioni, delle attività che portano avanti le attività della vita quotidiana di tutti quanti i giorni, quindi anche lo stato funzionale è strettamente correlato col grado di autosufficienza, anche se l'autosufficienza non è determinata solo dallo stato funzionale, perché come ha detto la dottoressa Volpato, per esempio anche lo stato cognitivo è un determinante importante per l'autosufficienza, come lo è anche lo stato affettivo, lo stato sociale, lo stato di salute, sono tanti fattori che vanno a incidere sul grado di autosufficienza, però diciamo che lo stato funzionale ne è una componente molto importante.
Diciamo che con l'avanzare dell'età si assiste spesso a un declino funzionale, cioè l'organismo umano con il passare degli anni ha una perdita delle sue funzioni, però questa perdita si può vedere in tutte quante le persone accanto a noi che non è uguale in tutti gli individui. Individui della stessa età hanno stati funzionali diversi, perché lo stato funzionale è dato da più componenti. C'è una componente genetica, che è più predisposto a perdere la funzione, c'è la componente delle patologie sottostanti, che molto spesso sono quelle che vanno poi a determinare una diminuzione dello stato funzionale, ma c'è anche un'importante componente che è quella del non uso del nostro organismo, per cui per esempio durante un periodo di ospedalizzazione dove per forza di cose la persona ha un minor uso delle proprie funzioni perché entra magari autosufficiente in ospedale, poi durante l'ospedalizzazione non ha più quelle potenzialità di svolgere i lavori che faceva prima, basta anche pochi giorni per avere una perdita delle proprie funzioni nella vita quotidiana. Diciamo che nell'anziano molto spesso si osserva una perdita delle proprie funzioni della vita quotidiana, circa nel 25-30% delle persone sopra i 70 anni vi è un'incapacità di svolgere o attività come la marcia o attività della vita quotidiana, che può essere il lavarsi, il vestirsi, l'alimentarsi, la continenza, per cui sono tanti questi aspetti che vanno a inficiare ovviamente l'autosufficienza con costi importanti e per la famiglia e per la società. E quindi è possibile dal punto di vista medico valutare questo declino funzionale? In che modo? Allora, diciamo che la valutazione dell'autosufficienza era proprio il target su cui è nata la geriatria negli anni 40 nel mondo anglosassone, e la geriatria è nata proprio dall'osservazione che è importante fare una valutazione globale del paziente, soprattutto dei pazienti ricoverati, perché da una valutazione globale del paziente, quindi compreso anche una valutazione dell'autosufficienza, si poteva cercare di porre dei rimedi come la riabilitazione precoce, che permetteva un miglioramento dello stato funzionale, o meglio una minor perdita dello stato funzionale legato all'ospedalizzazione, e quindi cercare di ridurre anche la lunghezza del ricovero, perché più il paziente rimaneva ricoverato, più questa perdita funzionale era importante. Quindi è nata la valutazione multidimensionale dell'anziano, all'interno della quale c'è anche la valutazione del grado di funzione fisica dello stato funzionale. Ci sono dei test specifici di performance che ce ne sono di vario tipo, se ne possono usare più complessi, più semplici, anche in base al setting in cui vengono applicati. Tuttavia anche la semplice velocità del cammino è un indice importantissimo che permette di capire come sta lo stato funzionale del paziente che abbiamo davanti, perché per velocità del cammino inferiori ai 4 metri per 5 secondi si è visto che c'è una correlazione importante con eventi avversi che possono essere dalle cadute all'istituzionalizzazione, la mortalità, la lunghezza del ricovero e anche la funzione polmonare e funzione respiratoria, anche perché appunto la velocità del cammino è influenzata anche da molti altri organi come polmone e cuore, che permettono di sviluppare il fiato nel poter avere una velocità di cammino adeguata. Ecco, quali sono le conseguenze legate al declino funzionale? Le conseguenze, ovviamente, la prima di tutte, che abbiamo già citato, è una non autosufficienza e quindi una dipendenza fisica del soggetto anziano, che quindi non è più in grado di svolgere autonomamente le proprie funzioni della vita quotidiana, e quindi ha bisogno di qualcuno che gli stia accanto, che sia un familiare, che sia un caregiver esterno alla famiglia. Però al di là di questa prima conseguenza, che è la più ovvia e la più lampante, ci sono molte altre conseguenze. Una conseguenza legata all'impaccio motorio, alla diminuzione dell'equilibrio, è sicuramente le cadute che sono molto frequenti nell'anziano, che se stesse possono comportare fratture, quindi un ulteriore peggioramento dello stato funzionale, perché con la frattura, soprattutto frattura del femore, che è quella più frequente che accade dovuta all'osteoporosi, il paziente va incontro a un ulteriore allettamento e quindi a un non uso, e come avevo detto prima il non uso comporta un'ulteriore perdita del quadro funzionale del paziente. E quindi il paziente ha un peggioramento nel suo stato funzionale. Oltretutto le cadute possono andare a impattare, anche perché una volta che l'anziano sperimenta la caduta, poi gli rimane la paura di avere ulteriori cadute, e questo lo limita nel fare attività, nell'uscire, nel muoversi, perché lo fa con titubanza, con paura, e
Questo comporta un non uso muscolare, un non uso di tutti quanti i suoi organi correlati e quindi un ulteriore peggioramento. Oltre a questo si può avere ovviamente la sindrome ipocinetica, cioè un peggioramento tale delle funzioni dell'organismo, tanto da portare a un allettamento, che vuol dire passare la maggior parte della propria giornata tra il letto o al massimo la poltrona, con possibile comparsa di lesioni da decubito, cioè delle lesioni da pressione che vanno a intaccare l'integrità della nostra cute, e con la possibilità di polmoniti, perché comunque un paziente allettato molto spesso non riesce a deglutire nella maniera efficace i boli alimentari, con possibile incontinenza. Oltre a questo si possono osservare anche un maggior rischio di ospedalizzazione, perché comunque un paziente con un stato funzionale alterato è scientificamente dimostrato che è più soggetto ad avere delle patologie che possono riacutizzarsi, perché generalmente ha delle patologie croniche che hanno portato appunto al declino funzionale, che possono riacutizzarsi ed avere un'ospedalizzazione in una misura maggiore rispetto al paziente che è integro dal punto di vista funzionale. E molto spesso un paziente che non è più autosufficiente va a finire che non è più gestibile a domicilio, quindi poi la famiglia deve ricorrere all'istituzionalizzazione, cioè all'ingresso in una struttura di riposo. Chi si occupa, chi è preposto alla valutazione dello stato funzionale? Allora, la valutazione dello stato funzionale non è una valutazione, è una valutazione prettamente geriatrica, perché come ho detto prima è nata negli anni 40 proprio dalla geriatria, che ha fatto queste osservazioni e che quindi ha capito l'importanza della valutazione multidimensionale. Tuttavia non sarebbe adeguato demandare al geriatra tutte le valutazioni funzionali, non tanto perché il geriatra non ne voglia occuparsi, più che altro perché in realtà i primi avvisaglie di declino funzionale avvengono in età che non è ancora geriatrica, sono molto spesso pazienti con patologie croniche che compaiono già nella media età, non nell'età senile, per cui la valutazione sarebbe auspicabile che sia una valutazione più territoriale e che sia soprattutto stressato l'importanza di cercare di mantenere le funzioni più a lungo possibile e che alle prime avvisaglie i pazienti, i soggetti, si possano riferire al medico di medicina generale per cercare di fare delle valutazioni adeguate ad hoc. Qual è l'età geriatrica? L'età geriatrica sappiano regolarsi. In genere non c'è una vera e propria età in cui si comincia indicativamente sui 70 anni. Okay. Poi ovviamente non dipende solo dall'età, dipende anche dal quadro generale del paziente, perché c'è un paziente che pur essendo magari settantenne è perfettamente fitting, quindi riesce a correre le maratone piuttosto che a sciare la settimana bianca, perfettamente integro perché magari ha avuto un'attività sociale importante che ha contribuito a mantenerlo anche brillante dal punto di vista cognitivo, per cui magari quel paziente si avvale di meno, ha meno benefici dalla valutazione geriatrica rispetto a un paziente magari più giovane, che magari non ha neanche ancora 70 anni, che però è affetto da patologie croniche invalidanti che quindi gli hanno compromesso e lo stato funzionale e lo stato cognitivo. Alla luce di tutto quello che ci ha raccontato mi viene spontaneo chiedere, ma immagino che se lo chiedano anche da casa, se è possibile, se ci sono delle terapie, delle strategie per prevenire questo declino funzionale. Abbiamo capito, ed è un po' quello che è, diciamo così, una buona norma per tutti, e quindi l'attività fisica, una vita sana, un'alimentazione sana, ma probabilmente questo non è sufficiente. No, allora diciamo che non è sufficiente, però è una gran parte. Diciamo che una parte importantissima ha l'esercizio fisico, che dovrebbe proprio essere prescritto come una vera e propria terapia, perché comunque molti studi hanno visto che pazienti soggetti che fanno esercizio fisico hanno una maggiori performance sia a livello di patologie, sia di mortalità, sia di istituzionalizzazione, di ospedalizzazione rispetto a pazienti che non svolgono attività fisica, e questa relazione è tanto più forte quanto maggiore l'attività fisica che viene svolta. L'attività fisica che dovrebbe essere prescritta non è una semplice passeggiata, in realtà si è visto che gli interventi che hanno maggiore efficacia sul mantenere uno stato funzionale adeguato nel paziente anziano sono degli interventi che vanno sia a sviluppare la capacità
aerobica, quindi sì, camminata, corsa leggera per chi ne è in grado e ne ha la possibilità fisica, ma anche esercizi che vanno a stimolare l'equilibrio, che è importantissimo per mantenere appunto la postura corretta ed evitare le cadute, e interventi anche che vanno a potenziare il muscolo, perché comunque nella persona anziana si ha fisiologicamente una perdita della massa muscolare e pertanto è importante che oltre a degli screening nutrizionali, che appunto è uno delle possibili terapie da mettere in atto, degli interventi da mettere in atto per cercare di contrastare il declino funzionale, uno screening nutrizionale che permetta di valutare un paziente che è a rischio di malnutrizione, che ha quindi di sviluppare una sarcopenia, una perdita del muscolo, perché il muscolo è fondamentale per mantenere la funzione. Oltre a questo è anche importante sviluppare screening che permettano di mantenere il miglior stato di salute possibile, perché molto spesso la disabilità, lo stato funzionale declino è legato alle patologie croniche però che non vengono fuori improvvisamente, patologie croniche che hanno delle prime avvisaglie nell'età più giovane, che possono essere quindi intercettate in maniera preventiva per poter fare delle terapie adeguate. Pensiamo all'ipertensione, che va trattata in modo da mantenere dentro certi parametri i valori pressori, pensiamo al diabete che compare in età sicuramente più precoce, che però anche quello, se controllato, non porta a tutte quelle conseguenze successive. Importanti gli screening anche in ambito oncologico, perché comunque anche la patologia oncologica ovviamente va a impattare sul declino funzionale. È importante anche poter fare tutta quella medicina preventiva, come possono essere i vaccini per esempio, perché comunque un anziano che si prende l'influenza o un herpes zoster va necessariamente a avere poi un declino funzionale, perché comporta un alletamento, una perdita della forza, un minore appetito durante la patologia stessa. Quindi sarebbe importante fare tutta una serie di attività di prevenzione. Oltre all'esercizio fisico, che è fondamentale, e evitare la malnutrizione. Questi sono i messaggi fondamentali. Molto molto importante. Allora noi abbiamo la pubblicità e quindi ci sarà un cambio di poltrone, quindi io ringrazio davvero la dottoressa Stefania Volpato, direttore dell'unità operativa complessa della geriatria dell'ospedale di Conegliano. Al suo posto arriverà il dottor Rossi della geriatria di Cafoncello. Grazie davvero dottoressa, noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, come annunciato insieme a noi il dottor Andrea Rossi, direttore dell'unità operativa complessa della geriatria dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Grazie dottore per essere con noi. E insieme a lei, dottore, iniziamo parlando della cosiddetta telemedicina. Ne ha parlato anche il direttore dell'USL 2, Francesco Benazzi, qualche settimana fa durante la conferenza stampa, parlando insomma di un apporto importante, un supporto importante per voi medici. E allora le chiedo appunto, in tempi di assistant living, questo è il termine che si usa, e sanità digitale, quindi tutti quei servizi che vengono dati con supporti tecnologici, quali sono proprio le tecnologie che possono essere applicate nell'assistere un anziano nella sua abitazione, immagino, o nella struttura magari nella quale si trova ospitato? È proprio così, Francesca. La telemedicina è un'opportunità. Devo dire che qui in ASL 2 a Treviso ho trovato molta recettività da parte della direzione e anche dalla cittadinanza di Treviso rispetto a questo tipo di innovazione che è inserita all'interno del piano sociosanitario regionale 2019-2023, in particolare nelle aree strategiche 6 e 15, è inserito anche nel decreto ministeriale 77, nei capitoli 2 e 7, ed è anche una DGR, quindi regionale, la 1312 di ottobre 2022, quindi anche il legislatore ha recepito il fatto che la telemedicina di fatto è un'opportunità. È un'opportunità che può dare alcune risposte rispetto all'assistenza all'anziano, ma non può sostituirsi a tutti i percorsi di cura, perché l'anziano comunque ha bisogno di conforto il più possibile, ha bisogno di un contatto umano, ha bisogno che le cose vengano spiegate il più possibile
vis-à-vis, quindi diciamo che per alcuni percorsi può essere adatto, per altri invece risulta comunque inapplicabile. Al Cafoncello però abbiamo con il direttore Benazzi attivato diversi percorsi per l'utilizzo della telemedicina applicato all'anziano. Abbiamo diverse modalità, abbiamo la telesalute, che è un tipo di applicazione attraverso l'utilizzo della mail con il caregiver piuttosto che con il paziente direttamente, perché ormai abbiamo dei pazienti che non sono nativi digitali, però con alcuni tipi di tecnologia iniziano a essere abbastanza abituati e avvezzi, e abbiamo attivato appunto in telesalute l'ambulatorio di telemedicina applicato all'utilizzo degli anticoagulanti. Quindi per il rinnovo dei piani terapeutici e altre situazioni che appunto possono essere valutate con la valutazione degli esami preventiva. Se abbiamo dei dubbi il paziente viene visto, ma se il rinnovo diciamo non è particolarmente brigoso, allora passiamo direttamente al rinnovo del piano terapeutico. Poi seguiamo alcuni pazienti molto delicati che sono quelli con scompenso cardiaco, che hanno un'altissima recidiva di ricovero in modalità mista, quindi abbiamo sia l'ambulatorio in telemedicina e poi se necessario vediamo il paziente in ambulatorio. E ancora una grossa novità è il Point of Care Test, l'applicazione dei cosiddetti POCT, nelle residenze sanitarie assistenziali, come si vede qui nella diapositiva. Quindi all'interno dei centri servizi, perché adesso le case di riposo si chiamano centri servizi, abbiamo una procedura che è davvero rivoluzionaria. Riusciamo, questo è un progetto dell'ASL 2 che è pioniera in questo, progetto di interesse regionale ma anche nazionale, come vedremo dopo, riusciamo a fare diagnosi di patologie infettive delle vie respiratorie e urinarie direttamente in casa di riposo senza spostare il paziente, con esami che vengono refertati e certificati a livello aziendale in ASL 2. Quindi questa è una grossa tutela, soprattutto per i pazienti che non vengono spostati se non strettamente necessario, facendo esami che è ancora di più di quello che faremmo in pronto soccorso, d'accordo? Perché gli esami microbiologici è difficile che partano direttamente in pronto soccorso, normalmente vengono fatti diciamo in struttura, e questo è un progetto aziendale che portiamo avanti con il dottor Rigoli, con il dottor Antico, Antonio Antico del laboratorio dell'ASL 2, che ne è il referente, e è coinvolta anche una collega dell'equipe a me affidata, la dottoressa Assunta Langellotto, che è referente appunto per il mio reparto, e quindi una volta fatti gli esami i medici della struttura o anche gli infermieri o la guardia medica hanno la possibilità di chiamare, contattare per un teleconsulto, una teleconsulenza, il nostro reparto per avere un supporto rispetto al protocollo che è stato istituito. Ma la tecnologia è un supporto fondamentale al giorno d'oggi, dottore. E allora le chiedo quali sono i progetti per la geriatria della Marca Trevigiana. Sì, allora i progetti diciamo per quanto riguarda la Marca Trevigiana, questo qua dei POCT è molto importante ed è stato premiato anche il dottor Antonio Antico a Roma, ha ricevuto il primo premio nazionale per le innovazioni in sanità digitale dall'Agenas, che è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Questo certifica come siamo nella direzione giusta. È stato premiato giusto la settimana scorsa, Antonio, ed è stato diciamo il nostro portabandiera, il portabandiera dell'ASL 2. Per quanto riguarda i progetti per la geriatria, con le mie colleghe, quindi la dottoressa Volpato, vedete qui il simbolo, e la dottoressa Barbato, abbiamo istituito l'Healthy Aging Center di Treviso. Healthy Aging Center che esiste già nella provincia di Verona, da cui vengo. Abbiamo istituito a Treviso per creare un coordinamento tra le geriatrie trevigiane e il territorio. Infatti Healthy Aging Center significa coordinamento, didattica e aggiornamento, perché la buona medicina la facciamo se continuiamo ad aggiornarci bene noi, i nostri operatori sanitari,
e i nostri infermieri e anche informazione, come stiamo facendo oggi. Quindi informazione della popolazione a quello che facciamo, ma anche informare rispetto ad alcuni argomenti come per esempio il delirium o la demenza, per la quale uno inizia a informarsi quando purtroppo magari gli capita in casa, magari non è preparato, che l'anziano che è sempre stato bene durante il ricovero ospedaliero vada in confusione, quindi dobbiamo prepararli, quindi a questo serve l'Healthy Aging Center, fare anche dei convegni come abbiamo fatto per esempio l'anno scorso nell'ambito della patologia del Parkinson, del diabete, in collaborazione con il dottor Bravi e con la Cattolica di Roma. Abbiamo creato una giornata per le associazioni di pazienti patologici, reumatologici, diabetici, Parkinson e Alzheimer, proprio per fare una giornata in cui parlare di queste tematiche anche e soprattutto dal punto di vista dei caregiver, ovvero le persone che si occupano di questi pazienti. Il coordinamento non è solo tra i 3 ospedali, quindi Conegliano, Montebelluna e Treviso, ma anche con il territorio. Abbiamo la dottoressa Karen Baccaglini che viene dal mio reparto, perché è importante curare il paziente dentro l'ospedale, ma soprattutto fuori dall'ospedale, applicando il concetto di rete, appunto. E anche aggiungo questa cosa, la multidisciplinarità è fondamentale in tutti i settori della medicina, qui ancora di più, dottore. È proprio così. In geriatria l'interdisciplinarietà è ancora più importante perché la geriatria è una disciplina olistica, l'ultima disciplina olistica direi insieme alla medicina interna, che cura la persona e non la patologia. La persona a 360 gradi, come ha detto giustamente Barbara. Quindi c'è la figura del fisioterapista, la figura della dietista, la figura della logopedista, oltre alla figura di medici, infermieri e operatori con varie expertise. Quindi è importante fare coordinamento, come si vede in questa immagine qua, non dobbiamo essere parrocchie separate, ma la soluzione è nella diapositiva successiva. Dobbiamo essere una stessa diocesi che parla lo stesso linguaggio, che usa gli stessi protocolli ed essere sicuri che l'anziano trattato a Montebelluna e a Conegliano è trattato allo stesso modo a Treviso. L'informazione è altra parola, insomma, è parola che conosciamo molto bene, noi facciamo questo lavoro. Dobbiamo fare cultura rispetto alle problematiche dell'anziano, proprio per preparare le persone, in particolare i familiari e i caregiver, a quello che è l'invecchiamento del nostro caro e anche a quello che è il fine vita, per esempio. In Italia abbiamo tanti tabù rispetto al fine vita, abbiamo una tendenza a ospedalizzare il paziente durante il fine vita, quando in realtà, quando parliamo con i familiari e chiariamo il punto se il paziente avrebbe preferito diciamo, terminare la sua vita e spendere gli ultimi giorni nel proprio letto o in ospedale, ne troviamo veramente pochi che ci dicono preferirebbe stare in ospedale. Quindi non è facile, ma ci sono attivi i nuclei di cure palliative con la dottoressa Perin che lavorano molto bene a Treviso. Io vengo da un'altra provincia, ma devo dire che il territorio a Treviso è molto recettivo e siamo qui a Treviso, io come lavoratore e voi come cittadini e lavoratori, molto fortunati perché c'è una buona organizzazione che si potrà sempre migliorare, cercare di dare di più, e adesso abbiamo il problema che ci sono pochi infermieri, il problema che ci sono pochi medici, ma vi assicuro che rispetto ad altre regioni, non ne parliamo neanche, ma anche rispetto ad altre province, Treviso è veramente avanti. E poi appunto c'è il tema della ricerca. Sì, io ho un'estrazione universitaria, sono anche professore a contratto adesso per l'Università di Padova da pochi giorni. Sono cresciuto con il detto che non c'è buona clinica senza una buona ricerca e preparazione e non c'è buona ricerca senza una buona clinica. Le due cose devono andare di pari passo. Io devo
applicare, a me piace la scienza traslazionale, quella che posso applicare dal giorno dopo, come le relazioni dei miei colleghi, che preferisco sono quelle che mi danno un take home message, cioè un messaggio che io posso utilizzare il giorno dopo, proprio perché l'aggiornamento mi permette di migliorare dal giorno dopo il mio modo di agire. E naturalmente la ricerca ci porta all'ultima voce, che è quella dell'innovazione, Sì. perché poi l'innovazione, l'abbiamo visto prima con la telemedicina, aiuta, facilita il lavoro per voi ed è anche insomma in qualche modo aiuta il paziente e la sua famiglia, perché mi sembra di capire da tutto il suo discorso che il vostro intervento non va solo a favore del paziente in sé, ma anche della famiglia in questo percorso da fare insieme. Io insegno ai miei giovani colleghi e diciamo mi sono sempre comportato così durante la mia professione. Il primo interesse deve essere quello del paziente, ma per avere un progetto valido e sicuro per quel paziente, sia durante l'ospedalizzazione, dove i familiari possono avere un grosso ruolo anche durante il momento dell'ospedalizzazione, quindi cerchiamo il più possibile che ci sia un accesso, bisogna che ci sia un patto anche con i familiari rispetto a quello che è il percorso. Sempre più difficile perché le badanti, quindi le assistenti domiciliari, sono introvabili, sono sempre più costose, le case di riposo hanno rette che sono sempre più alte e la componente pagata dai comuni è sempre più limitata. Quindi non è facile in molti casi trovare la quadra, richiede anche energie e tempo. Per questo esiste la centrale operativa territoriale che, devo dire, sempre a Treviso ci aiuta, diretta dal dottor Barra, molto bene per quanto riguarda il case management, quindi la presa in carico del caso del paziente a 360 gradi, perché ormai 50% è il peso delle patologie per le quali il paziente entra, ma un altro 50% è il contesto sociale che a volte è totalmente carente. Cioè possiamo avere pazienti che non hanno veramente nessuno che possa stargli dietro, magari perché non hanno figli o perché hanno figli che abitano uno in Canada, l'altro a Venezia, quell'altro in centro Italia, e non riescono facilmente a prendersene cura, quindi bisogna pensare ad altri tipi di percorso. Il nostro ruolo è di gestire entrambe le cose e di dare delle indicazioni e renderci conto delle problematiche all'inizio del ricovero. Cioè non posso aver curato perfettamente la polmonite, arrivo al momento della dimissione e il familiare mi dice ma guardi che io non riesco più a gestirlo a casa. Di questa cosa qua, che è legittima, devo rendermene conto nei primi 2-3 giorni di ricovero. Abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, Buongiorno. Paola da Padova. Prego. Allora, grazie mille per queste trasmissioni, perché i problemi sono veramente tantissimi e giganteschi quando l'età non è più giovanile, perché non esistono gli anziani, esistono le persone che, ahimè o non ahimè, diventano anziane, perciò riguarda tutti noi se ci va bene. La situazione è veramente pazzesca, specialmente per gli anziani che restano soli, non hanno più i figli e nemmeno il marito o la moglie, viceversa. Quindi pensioni, sappiamo benissimo più o meno l'entità delle pensioni di quelli normali umani, che sono più o meno 1000 e qualcosa, cominciano ad avere dei problemi, la caduta magari proprio accidentale o non accidentale, in ospedale ti tengono pochi giorni, ti operano magari malamente o perché non va bene la cosa, che ti aggravano ulteriori problemi, ti rimandano a casa. Badanti costano l'ira di Dio e non si trovano. Gli ospedali magari ti tengono, quelli di riabilitazione, siano 15 giorni. Veramente si è nella disperazione. Che cosa aspettano le strutture? Di appoggiarsi attualmente ad alberghi o rimettere a posto immobili per creare i famosi co-housing, cioè delle situazioni dove ci sia camera e cucina e
magari pagandosela proprio le persone, un infermiere, una badante, in modo che possa accudirli, perché altrimenti le case di riposo costano l'ira di Dio, non ci sono posti. Queste badanti costano giustamente l'ira di Dio e non ci sono. Cosa resta alle persone, a tutti noi quando diventiamo anziani? Grazie signora, è una riflessione Grazie mille assolutamente. a voi, buona giornata. Grazie, che nasconde l'amarezza, ma anche insomma un sottofondo di realtà per chi ha degli anziani da accudire a casa. Volete rispondere, Sì, dottoressa in realtà Barbato? la signora ha fatto delle osservazioni correttissime da alcuni punti di vista, nel senso che per esempio il co-housing veramente è una possibilità per il futuro importante. Alcune esperienze in realtà sono già messe in essere, sia a Treviso che anche in altre realtà territoriali, mi sembra anche da Padova dove la signora chiamava, mi sembrava che ci esistono già alcune realtà. Secondo me andrebbe implementato a un livello più ampio, perché come diceva prima la dottoressa Volpato, gli anziani che vivono soli sono ormai sempre di più, e anche come diceva il dottor Rossi, magari non sono soli fisicamente perché magari dei figli li avrebbero, ma i figli non sono in grado di poter seguire perché sono in altro luogo, perché hanno già una loro famiglia. Per cui in realtà cercare di mettere insieme anziani con delle caratteristiche di parziale non autosufficienza e magari supportati da una badante di condominio, sono delle situazioni che si sono già studiate, che hanno visto anche in alcuni studi scientifici la loro efficacia, che però stanno anche per essere messi in atto, in alcuni posti sono anche già stati messi in atto, per cui in realtà quella è la direzione corretta. Ovvio che non può essere un paziente completamente non autosufficiente, allettato, perché altrimenti gli viene meno, ha bisogno di un rapporto diverso, ecco. Certo, penso che, come diceva la dottoressa Barbato, questo è il futuro, alla luce anche dei dati che abbiamo dato in apertura su un invecchiamento progressivo della nostra popolazione. È quella la strada che dovremmo intraprendere, dottor Rossi? Sì, un dato. Prima Stefania insomma, ci ha dato un quadro e lei, dottoressa, rispetto all'invecchiamento della popolazione. Un dato che mi ha colpito molto mentre preparavo una diapositiva, un dato Istat: i soggetti over 80 sono raddoppiati tra il 2002, quando ero studente interno in geriatria, e il 2022. Quindi anche noi sanitari siamo travolti da questo cambiamento, siamo travolti anche come figli di anziani e siamo travolti come futuri pazienti. Noi abbiamo la possibilità di cercare alcune soluzioni che sono quelle di cui abbiamo parlato, ho parlato oggi insieme alle mie colleghe. Però ovviamente non dipende solo da noi sanitari questo cambiamento, insomma deve essere anche un cambiamento di visione generale con delle soluzioni strutturali. Delle politiche che abbraccino tutta la società, non solo il mondo sanitario, chiaramente. Io volevo farvi un'ultima domanda. Con il Covid, o meglio, la pandemia, come ha influito sul mondo degli anziani? Abbiamo parlato di declino funzionale. Cioè, sono peggiorati i casi legati all'isolamento imposto chiaramente dalla pandemia? Chi vuole rispondere? Dottor Rossi? Sicuramente ha influito e pesantemente, perché dal punto di vista della solitudine, chiaramente al di là del periodo del lockdown, comunque si è creata anche una certa dose di paura e di non uscire se non strettamente indispensabile. Esatto. Vediamo ancora soggetti anziani o comunque anche appena over 70 che vanno in giro con la mascherina, anche se in questo momento non abbiamo, vuol dire che dentro c'è ancora la paura a stare con gli altri. Questo ha ridotto di molto la socialità. Inoltre, durante il periodo del Covid, comunque le prestazioni sanitarie, diciamo, rimandabili, sono state rimandabili, e questo chiaramente ha avuto un peso nel seguire i pazienti. Adesso faticosamente stiamo recuperando e abbiamo recuperato in parte le liste d'attesa, che non sono determinate però solo dal
momento di blackout per il Covid in cui la gran parte di noi erano concentrati a gestire altro, chiaro. facendo un lavoro che non avevamo mai fatto. Certo. Ma pian pianino stiamo recuperando anche rispetto, cioè anzi abbastanza velocemente sulle liste d'attesa e sul vedere i pazienti che magari non sono stati visti durante il periodo del Covid. Il fatto che appunto non sia stato possibile vedere i pazienti durante il Covid può aver aggravato delle situazioni? Ma sicuramente, cioè non c'è dubbio che alcune patologie, in particolare quelle che si giovano della prevenzione, Certo. abbiano avuto almeno per un anno, perché secondo me il Covid sì, è Quelli sono i durato tempi. 2 o 3 anni, nelle corsie dura tuttora, perché chiaramente al momento per legge dobbiamo tenere i pazienti Covid separati dai pazienti non Covid, però al di fuori diciamo che è durato all'incirca 1 o 2 anni la parte insomma in cui c'è stata un'inerzia. Ma il conto ce lo sta presentando comunque certamente. Quindi insomma abbiamo fatto un quadro generale della situazione e che riguarda non solo gli anziani ma anche chi anziano lo diventerà, perché insomma è importante inquadrare tutti quegli elementi che possono aiutare ad una prevenzione, che è la parola d'ordine quando parliamo di sanità, di medicina, e anche capire insomma quelli che sono gli interventi e dove sta andando la medicina che si occupa degli anziani. Quindi grazie davvero ai miei ospiti, alla dottoressa Barbara Barbato, direttore dell'unità operativa complessa della geriatria dell'ospedale di Montebelluna, grazie al dottor Andrea Rossi della geriatria dell'ospedale Caffoncello di Treviso e grazie anche alla dottoressa Stefania Volpato che è intervenuta nella prima parte, direttore della geriatria dell'ospedale di Conegliano. Grazie davvero, grazie naturalmente a voi che ci avete seguito. Vi ricordo adesso c'è la pubblicità e poi naturalmente il film oggi in onda a Royal Weekend con la regia di Roger Mitchell. Grazie ancora ai miei ospiti, grazie a voi, pubblicità e poi il film. Buon proseguimento di giornata naturalmente su Antenna 3, arrivederci.